Ciao tifosi del Napoli! La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva riguardo al nostro mercato dei trasferimenti. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto. Mercato di trasferimenti del Napoli, un profilo giovane con grandi prospettive per la difesa. Il rinforzo giusto che il Napoli ha identificato è Alessandro Buongiorno del Torino. Il giocatore di 25 anni ha fatto un notevole salto di qualità, che si concretizzerà con una convocazione in nazionale per il campionato europeo che inizierà sabato. Il Napoli aveva già messo gli occhi su Buongiorno un anno fa per sostituire Kim, ma questa volta sembra fare sul serio. Antonio Conte apprezza molto il mancino e lo ha anche conosciuto personalmente. Buongiorno sarebbe il rinforzo ideale per giocare al centro del trio difensivo che il nuovo allenatore ha in mente. L'obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna è di fare leva sulla volontà del giocatore, che gradirebbe la destinazione napoletana, ma che dopo l'Europeo dovrà chiedere la cessione al presidente Cairo. E qui viene la parte difficile: il Torino valuta Buongiorno ben 55 milioni di euro, una valutazione molto alta, mentre il Napoli intende proporre una compensazione e denaro per un totale di 40 milioni. Ad esempio, il Napoli potrebbe offrire più denaro insieme a Ostigard, che potrebbe essere utile per il Torino come sostituto di Buongiorno. La trattativa si preannuncia complessa, ma il Napoli è determinato a portare Buongiorno sotto il Vesuvio. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa possibile operazione di mercato? Alessandro Buongiorno è il difensore giusto per rinforzare la nostra squadra? E quanto è importante per voi vedere il club investire in giovani talenti promettenti? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli sempre!